Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e i tifosi sono già in fermento. Sì, siamo tornati con un nuovo aggiornamento caldo, pieno di aspettative e mistero, sul nostro amato Napoli. E guarda, quello che sta succedendo dietro le quinte promette di scuotere le fondamenta del club. Ma prima di dirvi cosa sta per succedere, sapete già come funziona. Mettete subito un like e iscrivetevi al canale. Perché qui riceverete tutte le notizie in anteprima e con l'intensità che meritate. Ora fate un respiro profondo, perché dietro le quinte del Napoli l'atmosfera è bollente. Qualcosa di grande si sta preparando nei corridoi del club e, se tutto sarà confermato, questa notizia potrebbe cambiare completamente il corso della stagione. Allacciate le cinture, perché quello che sta per arrivare promette di scuotere tutto il panorama calcistico italiano. E oggi vi portiamo una conferma che promette di rendere i tifosi ancora più entusiasti. Dopo aver assicurato gli acquisti di Noah Lang e Sam Bukema, il Napoli non intende fermarsi qui. Secondo quanto appurato dal TMV, altri rinforzi sono in arrivo. Perché il club non vuole solo ripetere il successo della scorsa stagione, ma vuole costruire una dinastia. Dopo aver conquistato lo storico quarto scudetto nel 2024-25, il Napoli dimostra di non essere soddisfatto. Al contrario, il club sta vivendo un momento di trasformazione e ambizione. Sotto la guida di un allenatore che rappresenta esattamente questa mentalità, Antonio Conte. Un leader che non si accontenta di vincere. Vuole di più. Vuole dominare. E la dirigenza, guidata da De Laurentiis, Chiavelli, Manna e Micheli, è impegnata a fornirgli una rosa di alto livello per raggiungere questo audace obiettivo. L'arrivo di Lang, con la sua creatività, imprevedibilità e talento europeo, e di Bukema, un difensore tattico e aggressivo, che si inserisce perfettamente nella linea difensiva esigente di Conte. È solo l'inizio. Il Napoli si sta muovendo con intelligenza, concentrandosi su nomi funzionali, che rispettano la filosofia dell'allenatore e aumentano la competitività della rosa. Il progetto va oltre i festeggiamenti per il titolo, l'obiettivo ora è rimanere al vertice, dominando non solo in Italia, ma anche nelle competizioni europee. E la cosa più incredibile è la sincronia tra la dirigenza e lo staff tecnico, tutti pensano allo stesso modo. Tutti hanno la stessa fame di successi. Ma ora vogliamo sentire te, tifoso del Napoli, chi vorresti vedere arrivare nelle prossime settimane? Credi che il club sia sulla strada giusta per diventare una potenza europea duratura? Scrivilo qui nei commenti, perché la tua opinione è fondamentale in questo momento storico. E se vuoi vedere il Napoli sempre al vertice, lascia un super grazie e rafforza il nostro canale per continuare a offrirti contenuti esclusivi. Alla prossima, e forza Napoli!